I 390 sindaci siciliani si incontreranno oggi alle 15 per la prima volta in videoconferenza per discutere sulla emergenza sanitaria ed affrontare insieme le criticità legate alle singole amministrazioni comunali, prima fra tutte le spese finanziarie. Una iniziativa voluta ed organizzata dall'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, di cui Leoluca Orlando è il presidente. L'incontro con in testa Lillo Firetto e insieme ai colleghi della provincia ha lo scopo di elaborare una proposta unitaria da sottoporre alle istituzioni regionali e nazionali. Sarà un'occasione, ha dichiarato il sindaco di Palermo, per ribadire le nostre proposte alle istituzioni e programmare la fase 2 attraverso una lenta e graduale ripresa delle attività produttive, dal turismo allo sport, dalle attività artistiche e culturali alle attività commerciali e della ristorazione, chiedendo con la massima urgenza corrispondenti risorse finanziarie per imprese e famiglie. Orlando chiederà a gran voce a nome dei sindaci maggiori risorse al governo centrale. È necessario rifinanziare l'ordinanza di protezione civile nazionale che ha consentito concretamente di soddisfare l'esigenza alimentare e di prima necessità di decine e decine di famiglie e persone deboli e di nuovi poveri in Sicilia come in tutta Italia. Il fatto di aver sospeso i tributi, le strisce blu, l'assenza di turisti ed il mancato afflusso di sanzioni per violazioni del codice della strada ha fatto precipitare gli incassi dei comuni. Diventa necessaria adesso una erogazione straordinaria per compensare le perdite di esercizio e di tariffe, tasse e fiscalità locali dipendenti da una condizione sanitaria ed economica di emergenza. Occorre liberare risorse disponibili ed ancora bloccate dal precedente patto di stabilità, con normative nazionali più snelle e veloci per superare tempi lunghi ed utilizzare parte dei fondi europei destinati all'isola, ha concluso il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.